Bentrovati amici amanti della buona musica e della terza pagina di questa vostra emittente che informa il territorio. La proposta di questa puntata ci riporta a metà novembre del 2020, in piena era lockdown, pandemia, quando era impossibile muoversi e noi, per non lasciare i nostri spettatori a completo digiuno di buona musica, abbiamo redatto le uniche pagine di cultura che potessero essere pubblicate. Le uniche che esistevano erano quelle del prestigiosissimo canale nazionale di cultura della RAI, ma anche da parte nostra valeva la pena di dare il nostro contributo. E abbiamo pensato di realizzarlo senza velleità, ma concreto, con nuove produzioni ed ecco, malgrado l'assenza totale di pubblico, una nuova nostra terza pagina a significare l'impegno di tutte le realtà locali che quotidianamente si dedicano ad informare il territorio. Parte integrante del lavoro è rappresentato anche da chi ci ha permesso di dare sostegno a chi in tutto il territorio nazionale traeva e trae conforto dalla cultura. Parte integrante di questo lavoro sono appunto gli editori di una sensibilità e lungimiranza unica. Devo appunto ringraziare prima di tutti l'arciprete parroco di Col San Martino, Don Carlo Maccari, che ci ha messo a disposizione la chiesa, anche se vuota. Tutti i musicisti ovviamente, e gli amici di Caffè TV 24 di Padova, che da subito, anche appena iniziato il divieto di lasciare le proprie abitazioni, ci hanno dato un importante sostegno e lo hanno dato agli amanti della cultura di tutto il nord Italia, più la regione Marche. E insieme abbiamo provato a dare sostegno a chi non ha più potuto frequentare teatri, auditorium, luoghi di culto per appunto fruire di buona musica. Gliel'abbiamo portata direttamente in casa noi. E l'iniziativa ha avuto successo, via via siamo riusciti a coinvolgere una serie di eccellenti editori locali, amanti della cultura, e in tutto il territorio nazionale. Abbiamo detto questo per far conoscere e ricordare ai nuovi protagonisti della politica nazionale che esistono davvero i piccoli editori, l'altra metà dell'informazione, rappresentata da chi si occupa e si preoccupa di informare il territorio. Sono piccole e medie imprese che sul serio svolgono un pubblico servizio pur in ambito locale. Certo, ma una di fianco all'altra arrivano a coprire l'ambito nazionale come nessuno riesce a coprirlo, perché singolarmente conoscono il loro territorio e appunto lo coprono televisivamente o radiofonicamente come nessuno. E sono appunto le realtà dimenticate, che per la burocrazia non contano e che invece meritano a pieno titolo di avere restituito il diritto acquisito dalle origini al sostegno pubblico, violato ma non per tutti, violato dal decreto legislativo 70 del 2017 e identica sorte per le moltissime televisioni che hanno dovuto sospendere le trasmissioni con il pretesto del digitale. Verso di loro è stato violato un diritto acquisito, inviolabile in uno Stato di diritto, di esistere con il DPR 146 del 2017 che guarda caso non ha tenuto conto del regolamento UE numero 899 sempre del maggio 2017, peraltro recepito dalla legge 27 dicembre del 2017. È dato sapere che per la gerarchia delle fonti una fonte secondaria non può delegificare una fonte primaria, ma a quanto pare questo non vale per tutti. È anche ben noto che il servizio di interesse generale è stato dato da 3 sentenze della Corte Costituzionale all'informazione, servizio che è direttamente, anzi indirettamente protetto dall'articolo 21 della Costituzione.
E un ultimo particolare importante da conoscere è che l'informazione alla cultura da sempre dedica la terza pagina e la carta stampata addirittura ha un suo carattere, l'Elzeviro. Questo per dire a chi è all'ascolto e soprattutto alla nuova componente politica che chi vi sta proponendo questa produzione è un editore serio che merita rispetto e sostegno pubblico. Sta svolgendo un servizio pubblico promuovendo la cultura. E detto questo, passiamo al concerto di oggi, realizzato, come detto, in tempi di grandi difficoltà, ma con il pensiero al nostro pubblico. Modesti, ma decisi, concreti. E i solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Ossini, sono appunto, come detto, in concerto alla chiesa arcipretale di Col San Martino. Il programma inizia con Antonio Vivaldi e la sua sinfonia in Do maggiore RV 116. Dopodiché segue Benedetto Marcello con il suo concerto in Re maggiore per violino e archi, con Francesco Zanchetta, uno dei più affermati talenti d'Italia, violino solista. Dopodiché di Tommaso Albinoni la sinfonia in Si bemolle maggiore, quindi Wolfgang Amadeus Mozart e la sua conosciutissima Eine kleine Nachtmusik RV 525. Passeremo poi a Giuseppe Tartini e dal concerto D67 l'andante cantabile con un protagonista davvero un grande violinista, Carlo Lazzari, appunto il solista. Di Niccolò Paganini la sonata per la Gran Viola Opera 35 e altro protagonista, appunto da viola solista, un insigne maestro, Silvestro Favero. E per concludere di Henryk Wieniawski la sua Legend Opera 17, solista ancora il grande Carlo Lazzari, forse il più grande, ma certamente tra i più grandi violinisti della musica barocca, violinisti italiani. E che altro dire se non augurarvi buon ascolto con l'orchestra da camera, i solisti di Radio Veneto 1, diretti da Giorgio Ossini.
Come avete visto, chiesa assolutamente vuota, un concerto fatto per i nostri telespettatori e radioascoltatori, fatto apposta per dimostrare che le piccole aziende locali, quando c'è da dare sostegno, e abbiamo cercato di dare degno sostegno alla cultura, ci sono. Grazie e alla prossima.